Le sacre spine che l'amico Sergio Sollan sta depositando sopra l'altare sono una reliquia che è presente a Collalto da tempo immemore. La leggenda, la tradizione popolare vuole che questa reliquia sia stata portata dalla Terra Santa dal conte Alberto, un nobile che nel 1138 decide di fare testamento e di partire per una crociata. Ecco, di questa vicenda, che ha due capisaldi: uno, il testamento del 1138, due, le sacre spine presenti fisicamente a Collalto, ne è nato un libro fresco di stampa che spero trovi apprezzamento tra il pubblico. Il romanzo di Antonio Menegon è un romanzo interessante perché ci porta a conoscenza dell'esistenza di questa reliquia importantissima che è stata venerata per centinaia d'anni per invocare una cosa molto semplice, la pioggia. Oggi noi banalizziamo magari questa cosa perché andiamo al supermercato e troviamo l'acqua, però in realtà se noi pensiamo che un tempo senza l'acqua non c'erano nemmeno le culture, probabilmente capiremo l'importanza della pioggia e l'importanza di questa reliquia che il conte Alberto decide di mettere in un piccolo oratorio costruito a fianco alla chiesa che si chiamava Oratorio di San Prosdocimo. Ecco, nel libro sviluppo in particolare la figura del conte Alberto, che è un cristiano fervente, che però vive la contraddizione di dover uccidere altri esseri umani. Ecco, tutto il libro si fonda nel sviluppare la psicologia e le azioni di alcuni personaggi: il templare, il conte, il vecchio guerriero, e poi c'è il ritorno a Collalto delle sacre spine, che è fondamentale nella costruzione del libro. Nel ritorno a Collalto di queste sacre spine, o meglio nel ritorno a Collalto del conte Alberto Tolberto nel romanzo, queste sacre spine vengono portate, probabilmente acquistate dal conte Alberto stesso in Terra Santa oppure donate al conte Alberto. Però c'è anche un'altra curiosità, che è quella di un legame particolare che si crea tra la famiglia Collalto e un ordine particolare di templari, ma non possiamo svelare tutto, giusto Antonio? Giustamente.